quando l'Udinese gioca in casa, è sempre una bella domenica. I bianconeri, grazie anche al pareggio maturato al Maradona, sono scesi in campo con una botta di fiducia non da poco. Il pubblico di casa poi sicuramente era pronto a dare quella spinta in più. Ospite della domenica è stato l'Empoli, reduce da un periodo non esattamente positivo. I toscani erano in cerca di un risultato che almeno in parte potesse portare un po' più di tranquillità nell'ambiente. Ma l'Udinese non voleva concedere nulla, perché sul campo i bianconeri avevano comunque anche loro bisogno di conferme. Questa è stata la reazione di quasi tutto lo stadio su una bella parata di Silvestri, che ha messo la palla in corner che ha permesso di mettere in rete la prima palla gol della partita, firmata Jürgen e Kellenkamp. Il primo tempo finisce poi con vantaggio delle zebrette sugli ospiti. Nella ripresa l'Empoli sembra essere aggressivo, ma l'Udinese non molla e sfiora il raddoppio in un paio di occasioni. Ci pensa sempre Kellenkamp a siglare il 2-0, che rende un attimino più tranquilli i bianconeri. L'Udinese cerca fortemente anche il terzo gol, che tra un'occasione e l'altra arriva finalmente grazie a Capitan Florian Thauvin. Una partita che porta decisamente vibrazioni positive nell'ambiente, tifosi felici e anche squadra che può dirsi soddisfatta con un tassello in più aggiunto a quella che è la scalata verso l'obiettivo stagionale.